Allora, a questo punto pensiamo che sono moltissime le applicazioni che vengono naturali, perché forse voi sapete che proprio il fatto che un certo oggetto abbia una resistenza, il ferro da stiro, perché scalda? Perché facciamo passare una corrente elettrica attraverso un resistore, ma lì quindi la corrente elettrica produce riscaldamento. Produrre riscaldamento però vuol dire produrre energia. Quindi quella resistenza che hanno tutti i nostri fili che collegano qualunque strumento, in realtà per il fatto stesso di essere resistivi porteranno a una riduzione, a un riscaldamento del filo, cioè noi vogliamo semplicemente venire ad alimentare questo microfono, ma perdiamo una grossa percentuale dell'energia, della potenza portata da quel filo per riscaldamento, e questo su ogni circuito che noi possiamo immaginare. E pensate quanta se ne perde quando noi vogliamo andare dalla centrale che genera energia a portarla poi nelle città in cui verrà utilizzata, nelle industrie in cui verrà utilizzata, cioè qualunque filo che porta corrente sta disperdendo una percentuale che è vicino al 10 volte il 20% dell'energia che sta trasportando. Quindi pensate, averne un filo con resistenza nulla, che risparmio ci sarebbe. Un'altra, questa cosa anche provo a farvela capire, vedete qua c'è un circuito, se io potessi lanciare la corrente e non ci fosse meccanismo che la ferma, io potrei avere una corrente perpetua. Di nuovo anche questo non è possibile, ma se invece la resistenza di questo filo è nullo, io posso generare una corrente perpetua. A cosa serve una corrente che circola? Allora, tutti gli alti campi magnetici, e di questo ne parlerò a lungo perché è proprio una delle principali applicazioni della superconduttività, se io voglio creare un alto campo magnetico, ne vedremo poi alcuni esempi, ho bisogno di un materiale superconduttivo, perché un filo di rame non è in grado di portare corrente a sufficienza a creare un alto campo. Ma il filo superconduttivo ha un ulteriore vantaggio, che io spendo per alimentare, vedete qua ho la batteria che mi sta facendo girare la corrente, ma nel momento in cui poi chiudo il circuito, se quel filo è superconduttore, quella corrente continuerà a girare e senza più bisogno di sprecare energia per poterla alimentare. Quindi queste sono applicazioni molto evidenti. Però esistono i materiali superconduttori? Esistono e hanno, vedete, adesso lì vedete l'animazione, in realtà è stato proprio scoperto così, si è stato fatto una misura di resistenza di un metallo, poi vi farò l'esempio, la prima scoperta, e si è visto che nonostante la resistenza sia finita, a una certa temperatura la resistenza va a zero, quindi questo fenomeno della superconduttività esiste. Allora, se io metto a lavorare, ovviamente non a una temperatura qualunque, ma a una temperatura più bassa rispetto a questa caduta di resistenza, avrò questo materiale che ha queste proprietà eccezionali di conducibilità perfetta. Allora, com'è possibile che avvenga questo? Io adesso proverò a raccontarvelo, forse sarò noiosa, magari proviamoci comunque. È un meccanismo molto raffinato, ci sono voluti 40 anni, 45 dalla scoperta della superconduttività per poter comprendere questo meccanismo. Perché, vedete, gli elettroni sono cariche negative e come tali si respingono. E invece la teoria che insomma, alla base della superconduttività prevede che la superconduttività si possa avere solo se quegli elettroni si attraggono. Come si fanno ad attrarre? E allora il meccanismo è stato a un certo punto individuato in questo modo. Allora vedete quelli blu che adesso sono cambiato colore, chiedo scusa, sono gli ioni positivi del reticolo e quello rosso è un elettrone che sta transitando. Nel transitare ovviamente lui carico negativamente e invece gli ioni positivamente, vedete gli ioni al suo passaggio in pratica vengono richiamati verso di lui, ma gli ioni sono molto lenti, quindi in pratica gli ioni si deformeranno solo quando il nostro elettrone si è allontanato. A questo punto se però passa di lì un altro elettrone, verrà attratto da quella carica che è stata, carica positiva di ioni che è stata indotta dal primo elettrone. Ed ecco quindi che c'è, vedete, è come se l'elettrone 1 attraesse l'elettrone 2, grazie però all'intervento del reticolo. Quindi grazie a questo meccanismo si è potuto immaginare che ci potesse essere un'attrazione fra gli elettroni che è proprio alla causa
dell'avvenire della superconduttività, della possibilità di avere questa proprietà eccezionale. Quindi quando parleremo di superconduttori, in realtà dobbiamo sempre immaginare che chi porta la corrente non sono elettroni singoli, ma sono coppie di elettroni come quelli rappresentati lì in basso. Prova a fare anche, ecco, qua c'è un'altra animazione che vi fa vedere, vedete, questo adesso vediamo quando per la prossima partenza, così ve lo racconto. Questi qua rossi a questo punto, vedete, sono gli ioni. Aspettiamo il prossimo elettrone che parte, ed eccolo che là, vedete, lui si avvicina a questi lo sentono e gli si avvicinano, poi lui se ne va. Però quando questo qui sta arrivando e si trova attratto da questa carica positiva, è come se a un certo punto risentisse dell'attrazione con queste, e loro sono la coppia. La cosa di nuovo curiosa è che in realtà queste coppie, nonostante gli elettroni siano molto vicini, l'accoppiamento avviene quando sono a grande distanza, proprio perché c'è un ritardo del moto degli ioni rispetto alla velocità degli elettroni. Quindi vabbè, l'immagine che poi uno si fa è di tante coppie, vedete, 1, 2, 3, tante coppie, ma non col primo vicino. E vabbè, ve lo dico come una cosa è stata immaginata come una grande stanza da ballo, una grande discoteca, dove io che sono qua sto danzando con uno che è laggiù in fondo, cioè siamo coordinati ma 2 a 2 in questo mondo di elettroni che si muove. Comunque, queste sono un po' chiacchiere, io adesso non vorrei... insomma, vi faccio vedere ancora questo, poi magari andremo poi su cose un pochino più fruibili, però voglio provare a farvi capire perché la resistenza è 0. Allora, vedete, cosa succede? Quando gli elettroni si accoppiano, succede che si crea uno stato, anche questo, a energia più bassa, ovvero gli elettroni metallici che interagiscono fra di loro hanno energia più alta, ma adesso si è creato uno stato che ovviamente è privilegiato, perché tutte le particelle vogliono stare nello stato a energia più bassa, e quindi avremo che le coppie di elettroni cadono in questo stato. E questo, eccolo qua, è il nostro stato superconduttore, con tutte le nostre coppie che stanno nel loro livello di energia basso. Questo livello di energia è separato a questo punto da questo livello che invece è quello degli elettroni normali, e la meccanica quantistica ci dice che se io voglio rompere la coppia, però devo fornirgli esattamente questa energia qua. Questa energia qua è abbastanza elevata e questo fa in modo quindi che, siccome loro non gli può essere data l'energia per saltare là, e loro se ne staranno qua, e se non gli può essere data quell'energia loro non interagiscono, e se non interagiscono si muovono senza che nessuno li disturbi. Questo è un meccanismo tipico della meccanica quantistica che a questo punto gioca a favore di quelle coppie che potranno muoversi senza dissipare. Adesso, cosa succede poi quando invece la temperatura si alza? All'aumentare della temperatura invece succede che quella differenza di energia si riduce, e a questo punto sarà molto facile farli saltare su, e nel momento in cui saltano su cominceranno a dissipare e non avremo più resistenza uguale a 0. Allora, questo è il meccanismo. Adesso vediamo, vi ho fatto capire come i superconduttori possono portare corrente senza dissipare, ma possono fare molte altre cose, e poi che vedremo, di grossa utilità. Hanno per esempio proprietà magnetiche eccezionali. E in cosa consistono? Allora, consiste in questo fatto. Allora, vedete, questo in qualche modo rappresenta un diagramma in cui abbiamo la temperatura, qua è la temperatura a cui avviene la superconduttività, e però qua c'è anche il campo magnetico, e questa regione è quella regione in cui il materiale mostra la superconduttività. Allora, noi partiamo dal nostro cilindro. Il nostro cilindro è in stato, vedete, la temperatura è sopra la temperatura critica, quindi è un cilindro di materiale normale. Nel momento in cui io abbasso la temperatura, ovvero siamo passati da questo punto, eravamo sopra Tc e siamo andati in questo punto, siamo ancora a campo nullo.
a questo punto applichiamo il campo magnetico. Cosa fa il superconduttore? Il superconduttore non vuole essere attraversato dal campo magnetico. Come fa? Beh, lui lo può fare perché per non essere attraversato dal campo magnetico genererà un campo opposto, vedete, farà correre delle correnti che generano un campo opposto rispetto a quello che abbiamo applicato, e quindi questo campo qui meno questo esterno darà 0, cioè lui non vuole essere attraversato dal campo. Lui può farlo perché lui può far scorrere queste correnti senza dissipazione, quindi è in grado di fare questo. Allora, a cosa serve questa cosa? Questa cosa, adesso facciamola un pochino più breve, che si chiama espulsione del campo, è un altro fenomeno che prende il nome di effetto Meissner, che a cosa serve questo effetto Meissner? Serve a una cosa molto importante perché permette la levitazione magnetica. Vedete, questo è un pezzo, questo in realtà il superconduttore è questo, è stato raffreddato, questa è una calamita, la calamita genera il campo magnetico, lui si rifiuta di essere penetrato dal campo e genera un campo opposto, ed ecco quindi come se fossero due calamite molto potenti che si respingono. Vedete che in questo modo posso far levitare anche corpi molto pesanti, e pensate a questo punto quante applicazioni anche nel campo dei motori, cioè poter far muovere cose senza attrito. Vi farò vedere un treno superconduttore che si muove senza attrito proprio grazie a questo fenomeno della levitazione magnetica. Quindi vedete che questa proprietà, che è correlata alla prima, però in realtà è una proprietà diversa, apre la strada a molte altre applicazioni. C'è una terza proprietà che vi dico solo che esiste, che ha a che fare invece con aspetti ancora più microscopiche, quindi non la descriveremo, però anche lei è una proprietà magica e quindi anche lei si porta dietro tutta una serie di applicazioni che vi farò rapidamente vedere. Allora, questa è la storia. La storia ci dice, vedete, qua c'è la serie di premi Nobel che sono stati attribuiti a ricercatori che hanno lavorato nell'ambito della superconduttività. Il primo premio Nobel nel 13 è di Kamerly Holmes, adesso ve li presento, ed è quello che per la prima volta ha scoperto il fenomeno della superconduttività. Come ha fatto? Beh, lui aveva fatto molto di più nel 1908, era riuscito per la prima volta a liquefare l'elio liquido. Allora questa cosa è qualcosa di straordinario, perché l'elio liquido, l'elio, dove si trova l'elio? L'elio non è molto comune in natura, è nelle miniere. E lui era riuscito a quei tempi a farsi portare una nave carica di sabbia del deserto, e quella sabbia conteneva elio, quindi è riuscito a raffinare quella sabbia e ricavare elio. Dopodiché quell'elio è riuscito a comprimerlo e a farlo liquefare. Adesso noi ci domandiamo come facevano ad avere tanti soldi, ma forse erano pochi che facevano ricerca allora e allora si concentravano in poche mani. Comunque, insomma, lui nel suo laboratorio vicino all'Aia è riuscito per la prima volta a liquefare l'elio liquido. Liquefare l'elio liquido vuol dire raggiungere una temperatura di 4 gradi Kelvin, che vuol dire meno 270 gradi centigradi. Siamo 4 Kelvin sopra il famoso zero, che probabilmente sapete è la temperatura limite irraggiungibile. Quindi lui aveva lo strumento per raffreddare i materiali e quindi per andare a scoprire fenomeni che fino allora nessuno aveva potuto immaginare né vedere. E il primo fenomeno che scopre è proprio questo. Vedete, questa è una misura di resistenza del mercurio. Lui si stava domandando come farà la resistenza dei metalli a bassa temperatura. La sua teoria, lui aveva previsto che dovesse divergere. C'era qualcuno che diceva no, deve rimanere costante, e l'ha vista andare a zero. Quindi questo, qua non si vede, questo qua è stato fortunato perché la temperatura critica del mercurio è proprio 4,2, quindi lui che aveva questo bagno freddo a 4,2 ha fatto tempo a vedere la resistenza andare a zero. Quindi questo, il fenomeno è stato scoperto allora. Questo invece nel 1933 è stato scoperto quel fenomeno che vi dicevo di espulsione del campo che permette la levitazione. Questi invece, questi tre signori, siamo nel 1957, molti anni dopo,
sono quelli che hanno scoperto questo meccanismo delle coppie di Cooper e che ha potuto spiegare, vedete, a quanti anni dopo, qual era il meccanismo che permetteva ai metalli di avere resistenza nulla. Questo è un altro signore, lui l'ha avuto molto più tardi il premio Nobel, lui ha scoperto altre proprietà magnetiche su cui non mi soffermerò,